Euroregione News. Economia sotto l'ombrellone 2, Vignano Pineta. Condotti dal giornalista e responsabile editoriale Nord-Est di EO Ipso, Carlo Tommaso Parmegiani, anche lunedì 13 c'è stata l'occasione di incontrare alcuni personaggi del mondo economico-agricolo come Carlo Antonio Feruglio, Giulio Gregoretti e Marco Tam. Abbiamo fatto squadra come nel calcio, cioè abbiamo trovato il portiere, il centrocampo, l'attaccante, quindi le diverse competenze, ed abbiamo creato un progetto, il progetto Greenway, che oggi è un'azienda che fattura 4,5 milioni, si divide in due settori delle bioenergie, quindi fonti rinnovabili, e adesso ha implementato un progetto della vigna, quindi Vigna Italia, quindi il progetto della produzione di vino fino alla vendita del vino nei paesi americani e paesi asiatici. Senza ombra di dubbio il Friuli ha una sua mentalità e cultura che fa squadra è molto difficile. Questo però io dico che possiamo archiviarlo alle vecchie generazioni. Nuove generazioni che hanno delle competenze trasversali molte volte, quindi gente che conosce bene la parte agronomica ma anche la parte finanziaria o marketing, e quindi di fatto persone che conoscono la filiera dal campo alla tavola, sono disponibili e sono consapevoli soprattutto che fare squadra oggi si vince sui mercati. Cioè, prima abbiamo parlato di francesi che in Cina sono numero uno sulla parte vino. Beh, noi sulla parte vino nei prossimi anni sicuramente chi fa squadra ha delle possibilità, ma possibilità non solo perché sa produrre bene, ma sa anche vendere il proprio marchio e conoscere bene i mercati. Sono convinto che ci saranno delle belle novità nei prossimi anni e soprattutto abbiamo anche la regione col Treno di Trieste che ci venderà il brand regione, che è fondamentale. Questo è sostanza, perché siamo a livello locale ma devi pensare a livello globale, quindi vendere anche il territorio. In agricoltura questa evoluzione che deriva dall'industria è proprio il trasportare questa esperienza che è di tecnologia, no? E soprattutto di dati fondamentali che possono essere logicamente sia a livello commerciale ma anche di produzione, perciò delle piante e di tutti i generi di piante che si possono coltivare, portarli avendo i dati essenziali per verificare e controllare le produzioni e poi l'inserimento a livello commerciale di questa produzione. Dall'altra parte anche l'agevolazione, no? Nella digitalizzazione, nella possibilità di tutta quella burocrazia che riveste il nostro mondo agricolo, di portarla alla semplificazione o comunque alla gestione molto più semplice per chi logicamente ha queste incombenze. Questo è forse l'essenza di tutto quello che abbiamo parlato stasera. Il nostro mondo, il mondo del credito cooperativo in generale, le banche locali sul territorio, quelle che raccolgono sul territorio e investono nel nostro territorio, non quelli che raccolgono nel nostro territorio ed esportano in altri paesi quei capitali. Beh, questa è la differenza sostanziale. I grandi gruppi hanno avuto dei problemi, sicuramente, chi più chi meno, anche il nostro settore ha avuto dei problemi perché la crisi ha creato i problemi in tutti i settori e logicamente nelle banche che impiegano, no, danno credito alle aziende. Queste aziende hanno avuto difficoltà e hanno portato logicamente sofferenze anche nel nostro credito cooperativo, ma il fatto di essere sul territorio, la conoscenza, di essere vicine alle nostre comunità ha portato, prima di tutto, che in questi anni, in questi 8-10 anni di crisi, siamo state le uniche banche che hanno continuato ad erogare a queste aziende, alle famiglie, logicamente. Perché il collegamento delle aziende poi è direttamente anche alle famiglie, a tutte le famiglie che logicamente lavorano in quelle aziende. E dall'altra parte abbiamo avuto la possibilità di conoscere e trovare anche le difficoltà, ma anche di superarle e di riuscire in questi momenti molto difficili a dare veramente un servizio in più a tutta la nostra gente. Quello che forse le grandi aziende in questo periodo qua hanno tralasciato e hanno allontanato logicamente le famiglie o chi aveva più problemi. Logicamente le grandi aziende scelgono chi ha il rating migliore ed è facile dare soldi a chi è sano e tranquillo. È molto più difficile darlo a chi ha un progetto, un'idea e che magari non ha i capitali alle spalle per poter fare queste cose qua. E noi siamo vicini a queste aziende. Villa Russiz ha un percorso storico unico, irripetibile. Quest'anno abbiamo la fortuna di avere 150 anni di storia. Il posto è stato aperto nel 1866 da un conte austriaco, Theodor de la Tour, che per nostra fortuna era un agronomo e enologo molto bravo. Ha scelto da subito gli appezzamenti migliori del Coglio
e ha importato abusivamente, perché all'epoca era vietato, le barbatelle dei vitigni francesi e li ha innestati. Se oggi i grandi internazionali del Collio famosi nel mondo esistono, lo si devono a Théodore de la Tour, Chardonnay, Sauvignon, Merlot. Si è sposato con una contessa austriaca, Elvine Ritter. La coppia nel giro di pochi anni ha fatto una delle aziende enologiche e vitivinicole di eccellenza più importanti dell'epoca, e da subito però ha voluto destinare la parte dei ricavi dell'attività vitivinicola per aiutare bambini in difficoltà, e questa è una peculiarità che è continuata senza soluzione di continuità sino ad oggi ed è veramente un unicum irripetibile. In questo momento noi abbiamo 15 ragazzini che sono accolti in una comunità educativa assistenziale, abbiamo 9 educatori che lavorano sulle 24 ore con loro. Come funziona? Se un ragazzino arriva lì vuol dire che c'è stata una difficoltà che può essere stata segnalata dalla parrocchia, dal vicinato, dalla scuola. Si attiva il servizio sociale territoriale di base competente, fa un'indagine, fa una relazione, la invia al giudice del Tribunale dei minori. Per noi in Friuli, Venezia Giulia, Trieste ha competenza su tutto il territorio regionale, e purtroppo se il giudice decide che per tutelare il ragazzino è meglio allontanarlo temporaneamente dal nucleo familiare, può arrivare in una struttura come la nostra. Cosa vogliamo fare? Pur con i limiti di una comunità, rendere la vita del bambino più normale possibile, a livello affettivo, ricreativo, scolastico. Quindi si cerca sempre di aiutare il ragazzo in un percorso che deve essere di crescita e di emancipazione. Anche lì ci sono vari livelli, perché a seconda dell'età e dei problemi un bambino può tornare velocemente a casa oppure purtroppo può fare un percorso di diversi anni con noi. Ci sono le rette dei servizi sociali territoriali per ogni giornata di accoglienza dei minori, e poi c'è invece tutta la parte di rendita dell'azienda agricola, che per noi è meramente strumentale e serve per finanziare l'attività sociale. Quindi tutta l'attività di impresa e di mercato dell'azienda vitivinicola serve per alimentare l'attività sociale. Da Lignano per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.